siamo nel campone del Tresto, a Ospedaletto Uganeo, per la festa del 1° maggio. Io sono il sindaco e vi accenno brevemente a questo luogo che è un santuario, uno dei pochi santuari della provincia di Padova, che l'anno scorso ha festeggiato il 550° anniversario della nascita, e quindi la manifestazione in questo luogo è una manifestazione diciamo sacra e anche profana. Sacra perché chi vuole andare in chiesa a visitare il santuario lo può fare, e profana perché finita la visita può recarsi agli stand e visitare quelle che sono le attività che grazie alla Proloco come ogni anno vengono insediati in questo luogo bellissimo, dove i cittadini di Ospedaletto ma anche delle comunità vicine possono partecipare a questa che è una festa molto bella. È una manifestazione che, se il tempo è buono, viene splendida. Io non mi dilungo oltre, passo la parola al presidente della Proloco, che ringrazio assieme a tutto il direttivo per il lavoro fatto e per l'impegno che hanno profuso affinché questa manifestazione si realizzasse nel migliore dei modi. Ecco, io come presidente della Proloco di Ospedaletto Uganeo do il benvenuto naturalmente a tutta la nostra popolazione qui di Ospedaletto. La nostra manifestazione è fatta appunto per muovere il paese, ravvivare per i bambini di Ospedaletto e dei dintorni, perché partecipano a questa festa, chiamiamola di primavera. È la 14ª edizione che facciamo qui nel campo del Tresto, che anche per lo spazio e per le attività che si svolgono qui. Lo facciamo ben volentieri, lo facciamo per la popolazione di Ospedaletto. Speriamo di averla accontentata. Ogni anno cerchiamo di migliorarci e naturalmente invito tutti quanti a partecipare e iscriversi alla Proloco naturalmente, e partecipare a questi eventi quest'anno e anche per il futuro. Vi ringrazio e alla prossima.